La guerra è la più grande e perversa crudeltà che l'uomo possa concepire. La storia si ripete continuamente, secoli di disumani massacri ai quali sembriamo assuefatti. Nel mondo in questo periodo si combattono decine di guerre. Gli orrori di queste immani tragedie però non sono opportunamente raccontati, forse perché non ci riguardano direttamente e non interessano l'opinione pubblica. Ahmed, il protagonista del mio racconto Il ragazzino d'alabastro, rappresenta la vittima civile e innocente di tutte le guerre, oggi diventata più che mai attuale con le vicende che riguardano l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Ahmed è un ragazzino nordafricano, un abilissimo artigiano della lavorazione dell'alabastro che lavora nella bottega dello zio e col suo lavoro aiuta la sua famiglia, la sua numerosa famiglia a sostentarsi. Il suo talento viene un giorno notato da una facoltosa turista danese che vorrebbe far conoscere le sue pregevoli opere organizzando una mostra in Europa. Purtroppo una serie di eventi trascina il villaggio in cui vive Ahmed al centro di un conflitto bellico e così le velleità dell'avvenente signora danese saranno seppellite dalla brutalità della guerra. Ahmed è un ragazzino come tanti. Oltre a lavorare studia e ama giocare, soprattutto col suo amico Khalid, il suo intimo amico Khalid. Vive sereno ed è orgoglioso del suo paese, ma si trova coinvolto in un gioco più grande di lui, che non comprende perché il suo animo non è ancora corrotto dal male che prefigge l'umanità. Quante persone come Ahmed muoiono ogni giorno nella totale indifferenza? Quanti innocenti periscono senza lasciare traccia del loro trapasso? Questo breve racconto vuole principalmente lasciare questo messaggio. È importante creare occasioni di dialogo e confronto pacifico tra i popoli. È nostro dovere ripudiare la guerra, che rappresenta una grande infedeltà alla vita e a Dio. Occorre donare al mondo un'opportunità di pace. Ed è un compito che spetta a tutti, nessuno escluso. Il libro, edito da Versiliana Editrice, è pubblicato in versione bilingue, inglese e italiano. La traduzione è stata curata dalla dottoressa Grazia Moceri, già funzionario pubblico nonché dirigente della Biblioteca Comunale di Terrasini. Non mi resta che augurarvi una buona lettura. Ciao a tutti!